Ora un progetto dell'Università di Cagliari per salvaguardare le spiagge della Sardegna, in particolare sul problema dell'erosione. Simone Lupo Bagnacani. Per proteggere le spiagge è necessario conoscere le dinamiche che portano all'erosione. È questo l'obiettivo del progetto Neptune, lanciato dall'Università di Cagliari e Regione Sardegna per la salvaguardia delle spiagge cagliaritane, che negli ultimi 3 anni ha raccolto 1200 campioni custoditi nella banca del sedimento e che rappresentano il DNA delle coste del Golfo degli Angeli. In base a queste informazioni sarà più facile programmare interventi efficaci contro l'erosione e evitare errori come quelli commessi in passato, ad esempio il ripascimento del 2002. Un progetto che per la prima volta vede l'università collaborare con aziende private. Il progetto consiste nel mettere insieme un centro di ricerca dell'Università di Cagliari, un gruppo, il Coastal Marine Geomorphology Group, con 2 imprese ad alta tecnologia della Sardegna private, la Sardegna Progetta e i Battellieri, che assieme hanno raccolto dati su diverse tematiche per fotografare lo stato dell'ambiente del Golfo di Cagliari. Il monitoraggio ora proseguirà in modo regolare e il metodo di lavoro messo a punto potrà essere esportato in altre realtà. Ed è ancora